Vado. Buongiorno a tutti, anche se un po' in ritardo, scusate, è che abbiamo finito degli ultimi aggiornamenti e anche stanno arrivando le telefonate per i buoni, perché stavamo un po' iniziando il lavoro, insomma, di scrematura, insomma. Poi l'assessore Venturini ci spiegherà un po' la situazione. Allora, vabbè, stamattina abbiamo fatto la solita riunione con tutti i dirigenti dell'8,5, abbiamo guardato un po' tutte le situazioni più critiche. La situazione più evidente è che ci troviamo in presenza di un cambiamento, sentiamo che si vuole passare alla fase 2, sentiamo nell'aria e ci stiamo organizzando perché evidentemente ci sono, come dicevamo noi, il tema economico sta cominciando a emergere. Temo purtroppo, senza tema proprio di smentita, che sarà un problemaccio. Nei prossimi 2 mesi entriamo in una crisi importante, dobbiamo veramente avere sangue freddo, lo dico a tutti quelli che hanno responsabilità, ovviamente a qualcuno non serve che tanto si sa che va in libertà, ma insomma a chi ha responsabilità, che guida le associazioni eccetera, voglio ringraziarli perché anche oggi ho fatto appuntamenti, videoconferenze, telefonate per sentirmi, per capire quali sono le proposte. Ringrazio di nuovo pubblicamente Enrico Zanetti e Massimo Miani per l'aiuto che ci stanno dando assieme a Michele Zuin, nostro assessore al bilancio. Stiamo organizzando un minimo, stiamo seguendo quello che fa il governo, aspettavamo di capire questo primo provvedimento per allinearci poi, per rendere i nostri provvedimenti quantomeno in linea rispetto a quello che il governo in qualche modo farà, anche rispetto agli enti locali. Dobbiamo capire, non riusciamo a muoverci prima e dobbiamo anche capire quanto la dinamica, ripeto, economica, non dico la carestia, ma insomma la situazione che sta avvenendo è veramente brutta, è inutile sperare, nel senso sappiamo che sarà brutta, per cui lo dico a tutti quanti, lo dico alle persone che hanno un'attività, persone che hanno un lavoro autonomo, le persone che sono state dimenticate per il momento, dico teniamo duro ragazzi, cioè non perdiamo la pazienza, non facciamoci nervosire dalla situazione. Difficilissimo, lo comprendiamo, sappiamo che il buono mensa non aiuta certo in queste situazioni, vuole essere una coccola, una carezza, però dobbiamo ragionare con molta lucidità. Vediamo i provvedimenti, cerchiamo di rendere i nostri del comune sinergici a quello che anche il governo farà, per non creare doppioni, per non fare fughe in avanti, eccetera. Da quello che abbiamo capito per adesso la chiusura è fino appunto a Pasqua, a Pasquetta, e stiamo cercando di capire, noi vorremmo che ci dicessero qualcosa per l'apertura delle fabbriche, almeno quelle che rispettano tutti i presupposti della sanificazione dei locali, della sicurezza eccetera. Personalmente io sono assolutamente diciamo, favorevole che quelle aziende con controlli severi che devono essere fatti sulla sicurezza eccetera, ma possano riaprire con certe condizioni anche. Però devono essere messe di nuovo in condizioni di lavorare, anche perché il danno che si sta facendo, il costo che si sta facendo è gigantesco, perché prima ripartono meglio è, e abbiamo detto fino a Pasquetta non se ne parla, chiarissimo, magari quelle società, se anche dovesse esserci una proroga, spero che il governo ascolti quello che arriva da un'area che è quella che non è solo produttiva, è quella che poi fornisce il gettito all'Italia, perché attenzione che la liquidità di cui si sta parlando sono comunque soldi nostri, dobbiamo stare attenti a non creare troppe voragini, perché poi non le riempiamo più. Hai voglia di buttare soldi su una voragine gigantesca, dobbiamo renderci conto, e spero che anche insomma, le organizzazioni sindacali si rendano conto che con tutte le verifiche del caso si può e si dovrà rimetterci in moto. Ecco, per cui la fase 2 io insomma, credo si possa cominciare a pensare di iniziarla dopo Pasqua, ma sarà il governo a decidere. Insomma, io domani avrò ospite il presidente della Confindustria del Veneto e vedremo assieme a lui di ragionare per quelle che sono le informazioni che abbiamo, perché anche per riaprire bisogna saperlo. C'è gente che ha sanificato già 2 volte i locali e ogni volta viene rinviato. Sono grossi costi anche questi. Gli imprenditori sono in prima fila su questo. La stessa cosa vale per attività che si poteva in qualche modo cercare di aiutare rispetto non so, alle colombe piuttosto che all'uovo di Pasqua, trovando delle formule. È possibile ancora, per fortuna, la consegna a domicilio, però ci sono delle attività che magari condizionandoli in un certo modo avrebbero potuto comunque effettuare quello che fanno anche altri. Non è essenziale comprare l'uovo di Pasqua, però per un bambino insomma, è un dato importante, ecco, per cui io spero che riusciamo a trovare sui mercati, adesso vi dirò, abbiamo fatto i salti mortali,
perché secondo me devono restare aperti, pur prendendomi la responsabilità poi dei ritardi, anche dei nervosismi che ci sono, insomma, però sono convinto che adesso proprio la macchina è al minimo e meno di così moriamo, per cui dobbiamo reggere assolutamente, anche perché le persone hanno bisogno di comprare il pesce, insomma, cioè non è che si può andare sotto un certo livello, insomma, adesso c'è il momento anche, ripeto, sulla sanità non dico niente, però adesso un po' alla volta bisogna cominciare a riaprire perché sennò... Vabbè, adesso passiamo, allora, vabbè, ringrazio tutte le persone che hanno collaborato, nei prossimi giorni continuano le riunioni, quelli che non ho ancora chiamato sappiano che li chiamerò, ho in mente anche una serie di telefonate a persone che hanno avuto lutti, che hanno avuto proprio tragedie. Io chiedo scusa perché sto ancora aspettando, sto cercando di recuperare i nomi dei parenti, i nomi delle persone più care, insomma, però vorrei poi riuscire a omaggiare queste persone, insomma, non ci siamo dimenticati, sappiamo che c'è gente che è ammalata, il nostro è un deferente saluto e una vicinanza sincera. Tutto deve tenersi e la vita deve essere rispettosa anche di questi momenti. Io comincerei con il farvi vedere, perché c'è il farvi vedere, intanto abbiamo un articolo oggi che volevo ringraziare il Gazzettino di aver fatto sul cos'è poi questa Smart Control Room, fa molta chiarezza, insomma, di qual era l'obiettivo, di quello che è l'obiettivo, è una regia della città. Non è solo un tema di turismo, esiste un tema anche di sicurezza, un tema di pulizie, un tema di, proprio a maggior ragione si capisce adesso anche di sanificazione. Noi dobbiamo uscire con un progetto, con un programma che stiamo elaborando, ma appunto insieme con le categorie, come una città che prima di altre riesce a diciamo, simboleggiare una comunità che vuol farcela, che è stata secondo me in Italia la più duramente colpita, lo capiremo bene, guardate, nei prossimi 2 mesi. Non voglio fare la Cassandra, purtroppo è un dato sicuro, perché noi viviamo di un turismo speciale, un turismo internazionale, un turismo americano, giapponese, arabo, e dobbiamo aspettare probabilmente perché le persone si rimettano in moto nel mondo, che si chiuda la pandemia, che per cui venga dichiarata l'OMS la pandemia, prima di pensare che questi circuiti importanti per la città, di livello molto alto, e non solo per la parte che uno pensa soltanto ricreativa, ma anche per quello che sono, insomma, le relazioni culturali, internazionali, che la città, a nome anche, rappresentando anche il paese, riesce a ottenere. Pensate soltanto alla Biennale, quest'anno la Biennale d'Architettura, insomma, o la Mostra del Cinema del Lido, sono punti strategici per la nostra immagine di paese, non è solo una questione locale. Per cui spero che il governo capisca ancora una volta che deve, nell'urgenza di fare provvedimenti su liquidità delle imprese, del sistema economico, debba rendersi conto di fare un progetto specifico per la filiera turistica. La filiera turistica, perché è necessario non proteggere le persone solo per 9 settimane, ma in questi casi, in questo specifico settore, va protetto per almeno 12 mesi. Perché la cassa in deroga, la cassa integrazione, gli elementi di sostegno non possono essere dati per un periodo soltanto. Questa cosa vale nell'interesse di tutti, perché questa filiera economica, vorrei ricordarlo, ha dato tanto a questo Paese in termini di gettito negli anni passati. Credo che meriti un ascolto particolare, fatto anche di tante piccole imprese, microimprese, sono persone singole, persone che stanno soffrendo la paura di quello che sarà. Il suggerimento che do da imprenditore a un altro imprenditore, piccolo che sia, lo do sinceramente e ve lo do col cuore: restate lucidi, tranquilli, calmi, non lasciatevi prendere da tutto quello che avete dentro. Mi rendo conto che è difficile, ma è l'unica cosa, perché sicuramente il turismo tornerà, riusciremo a rimettere in carreggiata. Adesso facciamo un grande piano di rilancio, ne riparleremo, poi lo costruiremo insieme tutti quanti, ma adesso è il momento di duri banchi, veramente duri banchi non è un modo per dire. Adesso stiamo per entrare, stiamo passando, io voglio essere positivo, l'onda dell'epidemia e la tragedia della parte sanitaria. Dovremo imparare a convivere, questo è
per me, dopo se è sparito del tutto sono ancora più contento, però dobbiamo imparare a convivere con una certa dose di attenzione, dobbiamo rispettare tutte le norme sanitarie, dopo parliamo di mercati, non c'è niente da fare i furbetti, cioè uno può avere tutte le idee che vuole, però deve stare a casa, deve andare ordinato rispetto a quelle che sono le norme che sono state date dallo Stato, dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto. Noi dobbiamo essere ordinati. Detto questo, abbiamo tutta la libertà di progettare, di organizzare, di sollecitare, di spingere, perché anche questa fa parte ancora di un diritto costituzionale, quello del poter pensare anche alla vita delle persone e ai bambini. Detto questo, sto dicendo alle persone che sono colpite, che cominceranno a concentrarsi in maniera per certi versi disperante, userei, io dico per quello che è possibile, per cui prendete con grande, io dico con grande modestia questa cosa, dico proprio, però ecco, bisogna passare la nottata. Noi abbiamo qualche mese di redditi zero. Redditi zero, poi è chiaro che tutto quello che riusciamo a mettere in più faremo di tutto però nella realtà è questa. Allora ecco, da lì dobbiamo cercare di capire, dai provvedimenti che adesso il governo ci farà vedere pubblicamente, perché io non so, stanno dicendo che faranno una prima manovra adesso, un'altra dopo, va bene, l'importante è che si concentrino anche su questa cosa della fiera turistica e degli enti locali, perché l'ente locale di fatto vuole essere un ammortizzatore, dovremmo cercare di essere ammortizzatore, ma non è così scontato se non ci danno le strutture legali per fare queste cose. Tra l'altro in questi provvedimenti, che adesso assieme anche ai due consulenti che dicevo stiamo scrivendo, magari riusciamo anche a inserire delle norme tecniche, delle piccole cose che però sono determinanti per la città e potrebbero dare una svolta anche nella qualità del turismo stesso o nel riuscire ad attirare altri tipi di imprese, parlo in questo caso del centro storico, della vivibilità della città. Vabbè, allora io direi grazie appunto al Gazzettino per questa spiegazione pubblica per i cittadini e farei vedere un video di un'edicola che porta i giornali a casa, è una delle edicole che poi diremo. Prego, facciamo partire il video. In via Cane va bene, l'ho detto. L'idea di mio fratello fondamentalmente è venuta su così per aiutare le persone anziane che vengono qui, che fondamentalmente sono la maggioranza che prende ancora il cartaceo. Noi prendiamo le ordinazioni, ci chiamano al telefono oppure vengono qua, abbiamo fatto dei bigliettini, li abbiamo distribuiti, ci chiamano, vengono qui, ci danno la lista delle cose che vogliono comprare e pagano tutta la settimana, pagano giorno per giorno e noi li portiamo a casa in bicicletta e le consegne partono più o meno da mezzogiorno e che c'è il cambio tra me e mio fratello. Soddisfatti di quello che facciamo, ci ringraziano tanto e niente, per ora va bene così. Sì, era un piccolo video che abbiamo fatto in questa edicola di via Caneve, è uno degli esempi che trovate su Dime, sul portale Dime, dove abbiamo un elenco di esercizi commerciali che è arrivato a 238 esercizi. Alcuni sono anche appunto 13, sono anche nei comuni limitrofi, attività commerciali, troverete tutto l'elenco, così per riassumere ce ne sono 63 a Venezia, in centro storico, 16 sono a Zelarino, 15 a Malcontenta, 11 a Lido, 11 a Favaro, 9 a Chirignago, 4 alla Giudecca, 3 a Murano, 3 a Malcontenta, appunto i 13 che dicevo. Abbiamo anche, mi sono fatto fare anche un dettaglio sulla tipologia, insomma, di questi servizi e abbiamo di questi in totale sono che ci sono registrati, poi magari ce ne sono anche altri che sono registrati qua, per cui lo dico ai cittadini, se volete andate nel portale Dime, adesso mi hanno spostato l'immagine, se andiamo nel portale Dime appunto nel portale Dime, per un attimo solo che adesso la nostra regia, Balda, regia riuscirà, ecco qua, Dime, su internet guardate Dime, oppure chiamate 041, perfetto, 041 e vi spiegano insomma come fare, lo dico magari alle persone più anziane. Qui trovate, puoi lasciarmi un attimo una roba perché, no, l'altro numero, quello che avevi fatto, un attimo solo,
Dove c'era l'altra slide, quell'altra vicina, è quella là, l'altra fianco. Ecco, fermo qua, non muoverti più, sta fermo con la manina che io intanto vado avanti a spiegare. Allora, qui ci sono, ma non è lo stesso che vedo qua. Aspetta un attimo, un secondo solo. Posso vedere questa slide qua che vedo qua? Eccola qua, questa qua. Lo dico alle persone più anziane, voi chiamate Dime oppure 041 e trovate all'interno 238 esercizi commerciali che portano la spesa a domicilio. Ho voluto precisare, fermo con non toccare niente per favore un attimo, e qui trovate, vedete, 86 ristoranti, stavo dicendo prima, 88 alimentari che sono gastronomie, alimentari di vicinato, macellerie, pescherie, anche le pescherie, ci sono pescherie che vi portano la spesa a casa, per cui insomma, invece che dopo, se poi uno dice no, preferisco scegliere io al monto, dovete portare un po' di pazienza e fare un po' di coda, perché adesso spiegherò come funzionano i mercati, quelli all'aperto e al chiuso, dopo l'ordinanza ultima che ha fatto il Presidente della Regione. Ci sono 88 alimentari, tra cui gastronomie, alimentari di vicinato, macellerie e pescherie che fanno un servizio a casa. Poi dovete sentire loro, trovate i numeri di telefono e li chiamate. Poi ci sono 86 ristoranti, che vi possono portare anche i piatti pronti, insomma. 9 ferramente, 8 ottici, le ferramente di cosa serve? Beh, ci sono anche le attrezzi per l'orto, insomma. 8 ottici, 6 elettronica, 5 articoli per animali, 4 farmacie e altre tipo tabaccherie, lavanderie per esempio, molto importante lavanderie che potete, per chi è da solo, che non era organizzato andare in lavanderia a cambiarsi la roba perché magari ha un'attività lavorativa che gli dava meno tempo a quel tempo, perché non è organizzato con la lavatrice o la lavasciuga a casa. Ci sono le lavanderie che ritirano e portano le cose, ci sono l'ottica e altre cose. Una dei servizi che probabilmente diventerà utile saranno, e lo dico ai commercianti di sementi e quelli agricoli che sono stati chiusi dall'ultimo decreto, non possono più vendere i vivai, i florovivaisti. Lì tante persone andavano a comprarsi in questo periodo perché hanno l'orto dentro casa, perché fuori non si può andare, ma quello che è dentro il recinto di casa può essere utilizzato per andare a piantare, perché questa è la stagione. È stato chiuso da decreto, sono stati chiusi da decreto i vivai. Allora, detto che questi hanno le piantine che se non vendono poi buttano via, ma è vero anche se le pianti adesso, poi alcune le piante. Allora, c'è la possibilità di fare un servizio a domicilio, per cui se loro si iscrivono, facciamo vedere la pagina dove ci si può iscrivere, c'è una pagina all'interno di Dime, ecco, servizio, eccolo lì, io non riesco, vai, ma è che non sono allineato, qual è quello che va in onda, questo o quello? Mi vado questo. Allora, va su quella prima un attimo, che c'era l'iscrizione. Scusa perché non riesco a avere... È quella lì quella che va in onda. Vabbè. Allora mettimi l'altra che avevamo detto per iscriversi. Ce n'è una che avevi fatto vedere per iscriversi. Adesso un attimo che adesso arriva, perché un po' cambiamo... Eccolo qua. Questa pagina, se adesso non la modifichiamo e stiamo fermi, così io riesco anche a spiegare alle persone, questa pagina è la pagina dentro Dime dove una attività commerciale può inserirsi. Cioè, quello che abbiamo visto che adesso manca, siccome sono stati chiusi per decreto da sabato, chi mi sta ascoltando che ha un'attività di florovivaismo, ecco, che vuò portare le sementi, il concime, anche perché poi è pesante, tutte le piantine per fare la frutta, la verdura, i fiori, possono essere, anzi devono ormai, è l'unico modo, essere portati a domicilio. Ci mancano, forse ce n'è una all'interno, forse ce n'è una che fa questo servizio attualmente, perché non c'è la necessità, perché era aperto fino a venerdì. Sabato l'hanno chiuso per decreto, per cui ecco, se volete iscrivervi, penso che la gente sarebbe molto contenta di avere questo tipo di attività. Allora io qua direi di aver detto, passerei ai numeri della Polizia Locale. I numeri della Polizia Locale sono questi. Allora ieri abbiamo fatto un lavoro anche ieri massiccio, ringrazio la Polizia Locale perché sta facendo miracoli. Non lo dico per dire, noi stiamo mettendo, dopo lo spiego, sui mercati. Abbiamo controllato perché abbiamo stretto la morsa. Nel frattempo che diciamo prepariamoci a ripartire, io continuo a dire state a casa e facciamo i controlli e sanzioniamo le persone. Ecco, vedete anche, abbiamo sanzionato, abbiamo fatto ieri, solo la giornata di ieri, 327 persone controllate. Siamo arrivati a un totale di 3.062 persone controllate, controlliamo i documenti e tutto. Abbiamo ieri sanzionato 45 persone, 158 sanzionate, vedete, e 60 addirittura denunciate penalmente.
Ieri abbiamo anche denunciato una persona ieri che va a 2 per altri reati. E poi abbiamo ieri controllato 20 attività, faremo un lavoro la settimana prossima ancora più pressante, anche se dovessero riaprire qualche fabbrica, eccetera, andiamo a verificare che siano assolutamente coerenti con i dispositivi di sicurezza. Ci sono già una serie di attività sul territorio, ma le approfondiremo perché vogliamo che la legge deve essere rispettata al 100% per la sicurezza delle persone, fuori discussione. Ecco. Questo rapporto mi introduce poi la questione dei mercati, che credo sia anche di attualità. Allora, ieri sera un'ordinanza, dopo che sono uscito di qua ho firmato un'ordinanza che era necessaria, sapete che non faccio ordinanze io, è la prima ordinanza, perché era prevista dal decreto della regione, del Presidente Zaia, di venerdì su sabato, per cui abbiamo fatto immediatamente con i vigili urbani una cinturazione. Qui ci sono delle immagini dei mercati, che a questo punto possiamo vedere se volete. Sì, ecco, vedete qua c'è anche la coda delle persone, poi purtroppo è andato via la video, ma insomma siamo andati in emergenza per mantenere la vitalità delle persone, perché il pesce soprattutto, piuttosto che i negozi vicino alle persone, sono necessari per la vita stessa delle persone. È chiaro che più chiudi, più vai a riempire da altre parti. Siccome la legge ci consente, nei rispetti di tutto, ecco, vedete, ecco, svola via, ma insomma, magari se ogni tanto riusciamo a fare un fermo immagine al limite, no? Soprattutto dove c'era la protezione civile davanti, che distribuiva, perché abbiamo al volo tra venerdì sera, quando abbiamo saputo l'ordinanza regionale, per il sabato mattina siamo riusciti, proprio per capirci, è riuscita la polizia locale, tutta la centrale qua operativa, ad attivarci. Voglio ringraziare pubblicamente lo Scian che ci ha dato qualche migliaia di guanti, quelli facili da utilizzare, perché è entrata in vigore la normativa che si deve entrare in tutti gli esercizi pubblici, ma anche nei mercati, devono essere recintati, devono avere un'entrata e un'uscita. Voi sapete, adesso non voglio farla lunga, ma abbiamo un elenco di mercati, uno diverso dall'altro, e li abbiamo recintati tutti e li abbiamo sorvegliati con la polizia locale, con i vari orari. Abbiamo anche, siccome la novità la gente non lo sapeva, ci siamo attrezzati in tutti i mercati, tutti aperti, Rialto compreso, ci siamo attrezzati per dare i guanti di fortuna ovviamente. Cioè, non sta a noi fare tutto questo, ma siamo convinti che sia importante. Su Rialto sabato abbiamo avuto una serie di problemi, un problema sostanzialmente che si era creato un po' di coda, perché nella precisione dell'applicazione della norma, insomma, forse nel passaggio delle persone dentro il mercato è stato particolarmente, diciamo, preciso. Ecco, vedete i vigili di guardia, guardate, hanno fatto un lavoro veramente incredibile, meritano i nostri complimenti, anche se solo su Rialto abbiamo avuto qualche disagio. Penso che si possa comprendere. Continueremo in questa attività, il decreto fissa delle regole precise per tutti i mercati. Adesso io leggerei quali sono i mercati, perché tranne uno, quello di Saccafisola, il mercato settimanale di Saccafisola, dove abbiamo capito che i commercianti stessi ritengono non interessante realizzarlo perché c'è un costo del traghetto, del ferryboat, insomma i tempi, le cose non riescono a farlo. Per il resto siamo riusciti a tenerli. Molte città hanno chiuso tutto sabato, alcune, perché adesso riaprono nei prossimi giorni, alcuni non si sa. Noi abbiamo mantenuto. Stiamo facendo gli ordini di servizio all'interno. Devo dire che non siamo noi che dovremmo farlo, cioè non è nostra, però riteniamo sia importante, perché ringrazio ancora i ragazzi, le signore ragazze della polizia locale per questo e anche della protezione civile. Ci stiamo attrezzando in maniera un po' più solida per tenere duro queste 2 settimane che dobbiamo stare a casa, perché almeno fino a Pasqua, cioè, stiamo pensando insomma, che poi la chiusura per le persone continuerà evidentemente, per cui è probabile che dovremo continuare così per qualche tempo. Ci dirà il governo quanto. A oggi formalmente fino a Pasquetta, tutti i negozi a Pasquetta saranno chiusi, per cui prendetevi nota, la domenica l'abbiamo già chiuso, è ovvio anche insomma Pasqua, per cui allora cos'è? Il mercato, abbiamo mantenuto il mercato settimanale del Lido, che già stamattina mi dicono sia andato tutto bene, avevamo del Lido, scusa, ho detto Sottomarina. Chirignago ho detto.
Ah, stamattina a Chirignago, scusa. Io avevo qua, ah sì, perché è martedì, è giusto, ho sbagliato. Ho letto male, giusto. Lunedì, perché ho la, sì, perché ho l'elenco fatto, ho sbagliato. E abbiamo Santa Marta, che dovrebbe essere aperto lunedì, dalle 7 alle 14. Poi avevamo Rio Terra di Pensieri, anche quello abbiamo recintato, cioè dove era necessario abbiamo recintato tutto, con delle transenne, è la norma questa. E ho dato mandato alla polizia locale di poter disporre eventuali chiusure, cioè se non c'è rispetto delle regole, se non c'è la distanza tra le persone, se non ci sono i guanti, la mascherina, se non si rispettano le regole, ho già dato mandato che il mercato si chiude. Per cui noi stiamo facendo di tutto per continuare a garantire quella vita che le persone si aspettano. Però chiedo a tutti il rispetto reciproco delle cose. Per cui ai cittadini dico, vi prego, teniamo duro. Mi sembra, io sono orgoglioso di dire che questa città è rispettosa e poi insomma ognuno farà le sue valutazioni. Poi sempre oggi abbiamo tenuto aperto il mercato di Rialto, ricordo anche gli orari, a Santa Marta si apre dalle 7 alle 14, in Rio Terra di Pensieri dalle 7 alle 16. Anche un'altra cosa, questi orari che adesso dico possono essere suscettibili in futuro anche di qualche chiusura prima, se vediamo che il tempo è troppo lungo non riusciamo a gestirlo nella custodia, perché vogliamo continuare a presidiare, perché le regole siano rispettate. A Rialto dalle 7 alle 18:30 di fatto, adesso insomma c'è una pausa, ma insomma direi dalle 7 alle 18:30, e San Leonardo lo stesso dalle 7 alle 18:30, Santa Margherita dalle 7 alle 18:30, questo il lunedì. Poi questi che ho appena citato sono sempre aperti. Da domani, che è martedì, riapre l'ittico a Rialto, il mercato ittico, dalle 7 alle 13, dalle 7 alle 13, ed è aperto a Rialto fino al sabato compreso. E poi abbiamo il martedì che è aperto anche, domani è aperto anche il mercato settimanale del Lido. Lì anche domani abbiate pazienza, facciamo una sperimentazione, recintiamo tutto e adesso vediamo come mettere, se mettere tutti quanti i banchi dritti piuttosto che alternati, insomma questo sarà il comando e il nostro ufficio del commercio stanno facendo proprio le valutazioni in questo momento, ma poi con gli operatori. Agli operatori abbiamo consegnato alle associazioni di categoria tutto il vademecum, non si deve servire nessuno se non ha mascherina e guanti, che siano entrati come vogliono non devono entrare, ma se entrano, se la tolgono devono uscire, non possono essere serviti. Vale anche nei negozi. Questa è una disposizione tassativa, ecco, e poi devono esserci tutte quante le altre precauzioni, la distanza tra le persone, preghiamo tutti di avere pazienza, se c'è una persona in difficoltà, senza fare regole particolari, il buon senso dice, magari gli si dà una precedenza, ma non devo dirlo io, lo dice il buon senso. Ecco, se le persone anziane vedono che l'ora ci mettono troppo tempo a entrare sul negozio, l'attesa è troppo lunga o cose del genere, consiglio, tornate a casa e andate dopo, cioè nel senso, se nessuno è così gentile a farvi passare, è probabile che non sia il caso di stare in piedi magari per troppo tempo. Poi vediamo un attimo, il martedì appunto, gli altri mercati sempre aperti, li ho detti, il giovedì apre anche lì Rio Terra di Pensieri, che è aperto il lunedì e il giovedì, dalle 7 alle 16, perché anche giovedì prossimo Rio Terra di Pensieri lo vogliamo tenere aperto. Il mercato settimanale del Lido, che ho detto, quello della Coldiretti, perché l'altro è quello settimanale, il martedì, dalle 7 alle 13, mentre quello della Coldiretti vogliamo tenerlo aperto venerdì dalle 7 alle 13. Ripeto, sono tutti recintati, hanno un'entrata e un'uscita, perché bisogna avere pazienza, sarà ordinato l'accesso, però questo è quello che stiamo pensando di fare assieme alla nostra polizia, alla nostra protezione civile. Abbiamo poi, per quanto riguarda invece la terraferma, abbiamo, ecco qua, il lunedì, cioè oggi, abbiamo tenuto aperto il mercato settimanale di Chirignago, dove mi dicono sia andato tutto bene, dalle 7 all'1, anche queste tutte cose fatte con la generosità di tutti e con la pazienza di tutti, per cui grazie di cuore. Poi abbiamo quello fisso, diciamo, tutti i giorni, che è il Marghera giornaliero, Piazza del Mercato, il San Francesco giornaliero, e il San Michele in via Fapanni. Allora questi sono mercati che sono aperti di fatto dalle 7 alle 18:30, tutti i giorni compreso il sabato. Ovviamente sono chiusi la domenica e nel caso di Pasqua, lo anticipo, anche il lunedì di Pasqua. I negozi saranno tutti chiusi lunedì di Pasqua. Poi abbiamo poi ci sono altri mercati, scusate, ci sono
per quanto riguarda Mestre, il settimanale di Marghera, dalle 6:30 domani, dalle 6:30 alle 12:30 sarà aperto, anche lì stessa roba che dico sempre, l'incintato, un'entrata, un'uscita, eccetera, è contingentato il numero degli entri, le persone che fanno coda devono farlo distanziate, con pazienza. Portatevi guanti e mascherina, non si entra senza guanti e mascherina. Mercoledì il mercato settimanale di Parco Ponci aperto dalle 6:30 alle 12:30, come al solito, anche qua sempre recitato anche in Parco Ponci. Poi abbiamo il mercato settimanale di Favaro in via Monviso, anche qua dalle 7 alle 13 giovedì. E sempre giovedì abbiamo il mercato settimanale di Gazzara in Rio Cimetto dalle 7 alle 13. Poi il venerdì mercato settimanale di Parco Ponci dalle 6:30 alle 12:30 con le avvertenze che ho appena detto. E sabato è la seconda data che ha il mercato di Marghera, che è anche il sabato dalle 6:30 alle 12:30. Dopodiché aggiungo che ringraziamo gli operatori del mercato all'ingrosso, del mercato ittico e anche del MOF, il mercato ortofrutta di Marghera. Primo, perché continuano gli approvvigionamenti a tutti i dettaglianti, che senza di loro non si faceva niente. E in più mantengono una filiera collegata ai pescatori, agli agricoltori, che comunque continuano a generare volume, perché quello che vi arriva fresco sulle tavole è perché queste persone lavorano in maniera veramente encomiabile. Il mercato il mercato ittico il lunedì è chiuso, come i negozi d'altra parte. Domani mattina sarà presidiato, l'abbiamo già fatto altre volte, da una pattuglia dei vigili urbani proprio per garantire all'interno del mercato, oltre a tutte le prudenze già usate, anche le distanze e i numeri che devono essere in qualche modo, ma insieme agli operatori abbiamo parlato, sono persone veramente di grande affidabilità, per cui insomma un appello a tutti di aver pazienza. Avremo qualche piccolo inconveniente di differenza rispetto al solito, ma ce la facciamo. E il MOF lo stesso, il MOF è il mercato ortofrutticolo di Marghera, anche qui pattuglia presente, il mercato ittico dalle 4:30 alle 6:30 di mattina, grosso modo. Il MOF lo stesso dalle 4 alle 7:30, insomma è il momento in cui i commercianti. Verifichiamo tutto e sarà tutto assolutamente in ordine, come deve essere dai regolamenti. Per cui questo è il senso dell'ordinanza. E adesso ho delle domande ancora che ci vengono fatte allo 041041, non so se qualcuno l'abbiamo già detta, ma la ripeto perché c'è stata ancora rifatta. È possibile, scusate. Allora, è possibile coltivare un pezzo di terra lontano da casa o comunque non all'interno della propria residenza? No. Scusa, posso avere un bicchiere d'acqua? Perché ho finito. Beh, questa trasmissione la continuo finché c'è l'emergenza, ovviamente. Adesso vediamo, cioè io spero insomma che finché la gente è tutta a casa, anche per far vedere che siamo attivi, siamo presenti, eccetera. Ma voi state tranquilli, state a casa. Poi ringraziamo anche tutte le maestre, gli insegnanti che stanno lavorando sulla scuola, ci sono arrivati video, commenti, ragazzi, persone che vogliono dare una mano, insomma straordinario. Stiamo lavorando tutti quanti, insomma va bene così, stiamo a casa. È possibile, altra domanda 041041, è possibile andare a comprare piante e sementi presso i vivai? Ecco quello che vi dicevo. No, adesso non è più possibile perché l'ordinanza 37 del 3 aprile vieta la vendita, consentita solo la consegna a domicilio, cioè vendita e consegna a domicilio. Il lunedì di Pasqua, cioè il 13 aprile, il 13 aprile gli esercizi commerciali nella regione Veneto possono tenere aperti? No, c'è l'ordinanza regionale numero 38 che impedisce l'apertura il lunedì di Pasqua, lo dico ai commercianti, a qualcuno avesse dei dubbi, non si può, per cui li denunciamo se qualcuno apre, perché ieri mi pare un esercizio a Mestre ha aperto per i fatti suoi, ha pensato di far bene, ha detto se no cosa fa solo a carne, non so, l'abbiamo legato, insomma, chiuso locale, legato l'uomo, non si poteva. Se al mercato si indossano sia mascherine che guanti, si deve comunque mantenere la distanza da altre persone? Sì. Assolutamente sì, e non solo dentro il mercato ma anche in attesa, sempre. Un adulto può andare al mercato con un bambino di età inferiore a 14 anni? Ovviamente se il bambino non sai a chi lasciarlo, non hai nessuno che ti dà una mano, sì, puoi portare il bambino al mercato, ma è uno stato di necessità, non è che facciamo la passeggiate. Posso accedere liberamente nelle zone di mercato? L'accesso ai mercati deve avvenire rigorosamente da apposite entrate e uscite indicate in loco. È la condizione fondamentale per tenerli aperti. Se questa situazione non dovesse verificarsi, perché uno fa come vuole, noi siamo costretti a chiudere. Il comandante ha già l'ordine, ha già il decreto
deve chiudere il mercato. Adesso abbiamo un video lunghetto, così io mi riposo un attimo e bevo un bicchiere d'acqua, sulle pulizie. Voglio mandarlo in onda, per rispetto a quelle persone che tutto il giorno lavorano in tutta la città, tutti i giorni, sacrosanti giorni, come lo fanno gli autisti della CTV, come lo fanno quelli del tram, del People, insomma tutta l'organizzazione. Voglio omaggiare questi ragazzi. Sono solo le foto che mi sono arrivate oggi. Foto di giornata, fresche, ecco, ogni giorno arrivano queste, da mesi, adesso le abbiamo anche sanificato, perché la città è sanificata dappertutto. Facciamo vedere le foto, facciamo partire questo video riassuntivo. Beh, grazie a questi ragazzi, insomma, se per caso vedete la signora Venturini che va al mercato tante volte, a parte che forse voleva fare la spesa anche io, tra l'altro, ma insomma, anche perché andiamo a controllare, abbiamo per fortuna una classe di gente straordinaria, ci stanno aiutando di cuore perché qui c'è tutto un tema di organizzazione, di approvvigionamenti, di equipaggiamenti che non sono assolutamente nella normalità, per cui un lavoro immane. Poi però ogni tanto andare a dare un'occhiata come succede ci si rende conto meglio come tarare meglio le cose, per cui dopodiché sai Simone siamo per forza, ormai abbiamo capito, saremo al centro per un po' di tempo di polemiche, di sondaggi, di cose, cioè chi che lavora e chi che ha il tempo di fa campagna elettorale. Noi partiremo in ritardo, insomma, però ecco, diamo appuntamento a settembre per la campagna elettorale. Per adesso noi, giusto, però ognuno fa il suo, insomma, è giusto che ognuno si manifesti anche per quello che è, per come è bravo a fare. Adesso io ti direi di parlare appunto di questa cosa di buoni e di quello dei numeri che abbiamo, e poi mi sembra che ci siano delle altre cose importanti che... Io ti do la parola, Simone, prego. Grazie Luigi, sono due i temi di cui vi parlo molto brevemente. La prima relativa ai buoni, che sono un po' la notizia di oggi, perché da oggi è partita la possibilità di farne richiesta, e poi due informazioni anche sulla cultura e qualche informazione sulle attività che stiamo facendo per i nostri bambini attraverso il settore cultura del Comune di Venezia, che fin dal primo giorno si è attivato per dare una risposta ai bambini che erano e sono a casa da scuola. Relativamente ai buoni, oggi dalle 12 è stato possibile, è iniziata l'attività di raccolta delle domande per ricevere questo piccolo sostegno. È un piccolo sostegno, voi immaginate che solo in 4
ore sono già arrivate 1300 domande di persone. Ovviamente faremo le verifiche, verificheremo che tutti quanti siano residenti e abbiano i requisiti indicati, tuttavia è per farvi capire quante poche sono le risorse rispetto ai bisogni della città, e quindi noi tutte queste risorse ricevute, che sono veramente poche, le impiegheremo al meglio fino all'ultimo euro. È evidente che non basteranno assolutamente, e non sono sufficienti nemmeno a dare una prima risposta, ne serviranno molte di più, perché purtroppo, lo diceva anche il sindaco ieri, insomma la situazione è molto grave per l'Italia, è molto grave anche per la nostra città, e dobbiamo riuscire a spendere bene ogni euro perché arrivi alle persone che veramente ne hanno bisogno. Da qui anche l'appello a non provare chi non ne ha diritto a far domanda lo stesso, perché ci saranno i controlli, ci sono anche le verifiche di natura, insomma anche con delle responsabilità personali significative, quindi fate domanda veramente se avete bisogno e se non avete le risorse per fare la spesa. A questo servono questi buoni. Altri aiuti speriamo arrivino dal governo per chi invece qualche risorsa in più l'ha messa da parte e oggi deve far fronte a altre difficoltà. Lo stiamo chiedendo a Roma per tutta la filiera turistica, i commercianti, gli esercenti, gli albergatori, i professionisti. C'è una platea di italiani che oggi aspetta risposte che speriamo arrivino molto presto. Sarà sufficiente andare sul sito internet del Comune fino a martedì 14 aprile alle ore 12, un modulo molto semplice, non servono particolari criteri, compilatelo bene e mi raccomando, vi prego, tutta quella parte dove dovete spiegare il perché siete stati colpiti dall'emergenza Covid dal punto di vista economico, scrivete bene le informazioni, perché più scrivete meno ci obbligate poi a fare le telefonate per avere ulteriori informazioni. Questo campo è molto importante, vi prego di compilarlo molto bene. Ecco, questo è l'invito di oggi, speriamo di riuscire quanto prima a fare le verifiche velocissimamente in modo da distribuirli il prima possibile col vostro aiuto. Più compilate bene il modulo, meno ci obbligate a fare verifiche approfondite e chiamarvi uno a uno per avere ulteriori informazioni. Veniamo alla parte relativa alla cultura e ai bambini. Voi sapete che fin dal primo giorno della dichiarazione di emergenza il sindaco ha chiesto a tutti i servizi della cultura e dell'infanzia di mettere in funzione la fantasia, di far ragionare la fantasia e mettere in piedi alcune iniziative belle, importanti, per arrivare nelle case dove c'erano i bambini che erano a casa dagli asili e dalle scuole. Fin dal primo giorno è partita l'attività di lettura animata da parte di Vezze Junior e Bettini Junior, con delle lettrici che stanno avendo un successo veramente straordinario, che ogni giorno alle 3:30 ci deliziano con le loro letture animate per i bambini, ma sono altre le iniziative che nelle settimane dopo hanno preso piede. Una è appunto relativa al teatro, che è uno dei pilastri del nostro settore cultura. Il Toniolo, il Momo hanno avuto un bellissimo successo negli ultimi 4 anni, purtroppo oggi sono chiusi, ma ci piace portare il teatro nelle case delle persone anche per cercare di offrire un sorriso in un momento in cui ce n'è davvero veramente bisogno. E Susi Danesin, che è un'attrice molto brava, molto conosciuta in città, ci fa delle letture teatrali e ci porta il teatro nel nostro salotto, nella nostra cucina dove c'è una televisione o un computer. Ecco, ci sono tutti gli orari ogni giovedì dalle 5 alle 5:30, fino a 25 bambini può tenere questo corso di teatro, questa lettura di teatro, oppure dalle 18 alle 18:30 altri bambini un po' più grandicelli, dagli 8 ai 10 anni. Durano mezz'oretta queste lezioni, queste attività teatrali per i bambini e hanno già avuto un grandissimo successo. Per tutte le informazioni mail a infocultura@comune.venezia.it per iscriversi, ma anche per chiedere eventuali informazioni sulle attività. Andiamo con un altro importante attività relativamente alla danza. Abbiamo visto anche in questi giorni dei video di persone che si lanciavano in attività di danza, ballerini, atleti in salotto. Per fortuna l'ortopedia mi conferma che non abbiamo avuto un aumento di fratture, quindi siete anche molto bravi e avete anche molto equilibrio. Io non ce la farei, ma si fa anche danza. Danza in casa, danza nei salotti, danza nei corridoi, ci si arrangia un po' come si può, però è bene ricevere dei consigli su come fare queste attività. E quindi abbiamo lanciato ogni giovedì un'attività di danza educativa per divertirsi insieme in modo diverso. Sempre la stessa mail per iscriversi, è dedicata anche questa ai bambini che si possono annoiare e li capiamo tantissimo. Un'altra bellissima attività la sta facendo il centro... Se torni sul slide di prima, c'erano anche gli orari quando collegarsi.
alle 17 i 25 bambini dai 7 ai 10 anni, oppure alle 18. Al massimo Sì. sono 105 bambini da poter iscrivere. Oppure alle 18, sempre 25 bambini. Cerchiamo di offrire 2 fasce orarie in modo che chi è impegna alle 5 può farlo alle 6 e viceversa. E ecco, ripeto, merita, curiosate, e anche su Facebook qualche pillola e merita. La quarta attività... Andiamo solo a saltare una pagina. Candiani, esatto. Il Candiani si organizza con un'attività di laboratori di creatività per esplorare in tempo reale il mondo dell'arte. Tempo fa c'era una bellissima trasmissione che veniva fatta in Rai ed era Art Attack. E poi ha smesso di essere fatta, però noi proviamo a replicare questo Art Attack un po' a modo nostro, senza essere ovviamente dei professionisti della televisione, e il Centro Candiani lancia questa attività dedicata ai bambini dai 5 ai 7 anni, con 2 classi alle ore 16 di ogni mercoledì. Dura mezz'oretta questa lezione e i nostri bambini, con un tutorial, con un educatore che gli insegnerà a fare dei lavori artistici. Sono piccoli, sono esatto. dai 5 ai 7 anni. Per cui quindi coloreranno, ritaglieranno, incolleranno, diventeranno piccoli artisti per questa mezz'ora, ecco, magari poi lo replicheranno in tutta la settimana. Mamme, non spaventatevi, un bel telo di nylon e tanta pazienza, perché forse qualche schizzo di pittura potrebbe arrivare sul mobile della cucina, ma useremo pittura lavabile, quindi mamme tranquille, cercheremo di venirvi incontro, sappiamo benissimo cosa vuol dire in questi giorni avere tanti bambini in giro per la casa tutto il giorno. Però è un segnale di attenzione, è un mondo, quello dei bambini, che più di altri risente di questa, insomma, clausura forzata. Sappiamo che è difficile anche per chi non ha un giardino, un terrazzo grande, e quindi cerchiamo di rendere un po' più leggera la permanenza in casa attraverso queste attività che speriamo possiate apprezzare. Abbiamo anche un video che le riassume tutte molto velocemente, che forse è carino se lo guardiamo insieme. Non c'è il video. C'è il video. Abbiamo il video? No. Non abbiamo il video, ve lo mostriamo più tardi sulla pagina Facebook, il bello della diretta. Forse ce l'abbiamo, adesso lo cerchiamo, andiamo avanti. Però arriverà. Ecco. Forse arriverà. Io ho finito di raccontarvi le iniziative della cultura, no, c'è l'ultima, così guadagniamo un po' di tempo e magari arriva il video, e riguarda i musicisti. Qualche anno fa, 4 anni fa, quando l'amministrazione Brugnaro si è insediata, abbiamo voluto lanciare un forte messaggio al mondo dei giovani musicisti e delle attività musicali, inaugurando una bellissima sala prove, si chiama Hybrid Music, è in via Torino, è allestita con la migliore tecnologia e la miglior strumentazione, e in questi anni ha avuto un successo straordinario. Sono moltissime le iscrizioni avute, moltissimi gruppi musicali, moltissimi gli adolescenti che lì giocavano, suonavano e imparavano a far musica. Abbiamo lanciato, proprio quando è partita l'epidemia purtroppo, delle attività belle, delle attività per insegnare e avvicinare anche i giovani alla scrittura della musica, alla scrittura dei testi musicali, e purtroppo l'epidemia le ha interrotte dal punto di vista fisico, ma cerchiamo di trasferirci sulla parte multimediale, e quindi anche sulla parte musicale l'Hybrid Music apre ogni martedì dalle 16 alle 20 una stanza virtuale in cui i partecipanti possono discutere di musica, porre quesiti, imparare a scrivere una canzone e arrangiare qualche pezzo magari, quindi è un modo interattivo per fare musica e imparare a fare musica. Nel frattempo il video è arrivato, il video è arrivato, quindi lo vediamo insieme per una sintesi meno noiosa delle mie parole.
No, beh, insomma, fino a martedì 14 arrivano le richieste. Ecco, quello che va detto, due cose al volo. I commercianti che vogliono in qualche modo accreditarsi per ricevere questi buoni e poi una volta raccolti ricevere il pari importo dall'amministrazione comunale in euro, possono farlo sempre dal sito Dime e c'è la possibilità di aderire a costo zero del servizio e quindi semplicemente basta accreditarsi, indicare l'indirizzo, scaricare una convenzione molto semplice, firmarla e reinviarcela firmata, e così facendo il cittadino può spendere presso quel negozio il buono, acquisire un cliente in più e poi rendicontarci i buoni ricevuti e essere liquidato. E un'altra importante informazione riguarda il fatto che noi accanto a questa misura dei buoni stiamo acquistando significative derrate alimentari che distribuiamo già dalla prossima settimana, distribuiremo anzi già da questa settimana, prima di Pasqua, attraverso la rete degli empori solidali, le parrocchie, il terzo settore, perché sappiamo che c'è anche un disagio profondo che deve trovare una risposta e questa risposta arriva anche sotto forma di aiuto alimentare per quelle persone che non possono attendere l'esito delle domande del buono e possono quindi trovare un sollievo anche alimentare. Devo così ringraziare anche tutto il mondo del volontariato, in particolare quello cattolico ma non solo, che da sempre sono impegnati in questo tipo di servizio prezioso, ma in questo periodo stanno veramente facendo moltissimi sforzi per arrivare ovunque ci sia bisogno. Sì, grazie. Poi diciamo che insomma, ovviamente preghiamo, noi adesso facciamo delle verifiche molto rapide, ma insomma preghiamo tutti di rendersi conto che dobbiamo amministrare bene queste risorse, per cui senza nessuna agitazione, ma anche con molta rigorosità etico e morale, insomma questo lo dico alle persone che insomma in qualche modo ci chiedono aiuto. Grazie Assessore, e poi adesso continuiamo la riunione per l'organizzazione di come appunto fare le distribuzioni. Farmacie, allora ringraziamo, l'avevo già detto, volevamo far vedere oltre al ringraziamento anche il lavoro quotidiano delle 15 farmacie di Ames. È un video che è stato preparato un po' per far vedere un servizio essenziale che fa onore alla nostra città, fa onore a chi ci lavora, insomma, e anche a chi la squadra dietro che organizza, che crea approvvigionamenti, che riesce a essere sempre anche molto attento alle normative. E, insomma, ecco, grazie per il lavoro che state facendo. Prego. Buongiorno, sono la dottoressa Silvia Spignesi, responsabile delle farmacie Ames. Sono qua alla farmacia comunale numero 8 insieme al nostro direttore di farmacia, dottor Silvano Patron, per raccontarvi come abbiamo organizzato il servizio in farmacia in questo momento di emergenza. Allora, noi come farmacia seguiamo l'ordinanza regionale, facciamo entrare dentro una persona alla volta, abbiamo messo tutte le varie informative esternamente in maniera che la popolazione sia informata sulla questione. È obbligo entrare dentro la farmacia con la mascherina e i guanti. Per chi non ce l'ha, noi forniamo la mascherina che ci è stata donata dalla Protezione Civile e i guanti in nitrila. Successivamente a livello del banco abbiamo, grazie ad Ames, abbiamo installato dei plexiglass in maniera che anche noi farmacisti, oltre alla mascherina, siamo più protetti da un eventuale contagio. Vorrei anche ricordare tutto il lavoro che è stato fatto dalle 15 farmacie comunali Ames nella consegna capillare a tutti i cittadini in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Venezia, che abbiamo consegnato appunto a tutta la cittadinanza le mascherine. Sì, sì. Beh, grazie al gruppo di Agnese, e, insomma una bella iniezione di fiducia. È un po' la dimostrazione che è vero che la città è vuota, ma è una vita talmente complicata, talmente complessa che insomma cerchiamo di dimostrarla anche dietro le quinte, insomma, con tutti gli errori che ovviamente faccio. Ecco, una anticipazione, diciamo una buona notizia importante: domani mattina facciamo una conferenza stampa, in mattinata. A che ora abbiamo deciso di fare la conferenza stampa? Alle 12, qui in control room. Domani spieghiamo un po' perché firmiamo il decreto di accertamento di 104 milioni di euro che sono stati
che vengono accertati dal commissario, che sono io, per quanto riguarda l'Acqua Granda di novembre. È una buona notizia, domani spieghiamo i dettagli in conferenza stampa, per cui non anticipo nulla, ma è evidente che insomma, ci tenevo a darla prima di tutto a voi. Il lavoro è stato silenzioso, di una squadra di più di 20 persone del comune, città metropolitana, Veritas, Ames, tutti c'erano dentro, e per cui insomma, vanno ringraziati personalmente uno a uno. Il lavoro è immane, sarà ancora molto lungo perché dobbiamo perfezionare una serie di pratiche, però l'importante è che cominciamo a vedere la luce di questa cosa, la spiegheremo domani con attenzione. Passo ad altro argomento. Nell'occasione, scusate, mi stavo dimenticando di ringraziare Angelo Borrelli, il commissario. Abbiamo ritenuto di non farlo presenziare a questa trasmissione e neanche domani in conferenza stampa, perché riteniamo sia già sufficientemente esposto per la salute dei cittadini a livello nazionale. Non vogliamo creare confusione o dubbi o polemiche di nessun tipo, però vi dico, realmente merita rispetto lui e tutta la sua squadra, e devo anche ringraziare in questo caso Morris Cerone e tutta la squadra del comune specifica, perché hanno lavorato in maniera silenziosa, rispettosa di tutte quante le norme, una questione molto molto complessa, molto articolata, di cui domani entreremo nel dettaglio. Però grazie direttore Angelo Borrelli, grazie per tutta la comprensione che hai finora dimostrato per Venezia. Adesso c'è un bel messaggio che leggo del capo dei pompieri di New York. È un messaggio che leggo intanto sottolineando la bravura, la persona che è Nigro di New York. Dice, lui ha scritto in inglese, a me l'hanno tradotto: mentre partecipo a una conference call di lavoro, guardo le varie webcam di Venezia, sembra un giorno bellissimo. In questo modo sono in grado di essere virtualmente con voi. Ecco, io voglio ringraziarlo, ci teniamo in contatto, sa quello che stiamo vivendo. New York in questo momento è sotto pressione, per cui è evidente che noi gli esprimiamo altrettanta e più solidarietà. Noi siamo assieme, ci siamo conosciuti dopo l'11 settembre, abbiamo vissuto tutti i momenti, compreso l'Acqua Granda, si è costruito un grande rapporto di amicizia anche con tanti veneziani, con tanti pompieri, ma anche poliziotti New York che sono venuti qua, vengono qua ogni anno da quella volta alla regata storica. Partecipiamo in una gara che abbiamo costruito con i nostri pompieri locali, per cui saluto i nostri pompieri di Venezia, il comandante. Facciamo una regata il giorno prima della regata storica che è simbolica per riconoscere il grande sforzo, la grande solidarietà tra le forze dell'ordine, le forze di sicurezza, in questo caso i pompieri. A New York Nigro e la sua squadra sono considerati gli eroi di New York. Io sono orgoglioso, onorato di essere suo amico, mi fa molto piacere questo messaggio, ne faremo altrettanti e ci aspettiamo di ritrovarci e abbracciarsi quando si potrà, perché Venezia e New York hanno ormai un gemellaggio di fatto, non serve scrivere, fare atti o cose del genere, ci stiamo unendo con queste grandi città, prima di tutto per amicizia. E già che ci siamo, ci hanno inviato un pompiere, un ragazzo, un nostro amico, ci ha mandato un video simpaticissimo che vi faccio vedere, non vi anticipo, facciamo vedere il video. Ciao, hello, firefighter Steven Inguigiato here from the New York City Fire Department, FDNY, wanting to send Venice and all of Italy love and support, prayers to the whole world. God bless. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Pam 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 pam.
Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiaci cohorte, sciampranti alla morte, sciampranti alla morte l'Italia chiamò. Stringiaci cohorte, sciampranti alla morte, sciampranti alla morte l'Italia chiamò. Sì! God bless! Questo è amare l'Italia, questo è essere italiani dall'altra parte del mondo. Sono amici che vengono tutti gli anni e pensare che noi siamo nel cuore loro come loro sono nel nostro ci fa immensamente piacere. È proprio vero che questo vuol dire essere italiani, cioè sia italiani come sia veneziani con questi gesti d'amore. Beh, insomma, e tornando appunto ad amici, e tra l'altro all'amico più sincero che è quello, eccolo qui. Caro Beppi, cara Mariuccia, tanti auguri, oggi festeggiate 45 anni di matrimonio, nozze di Rubino, è proprio Beppi da Burano che ci ha presentato Nigro, anche altri poi insieme, insomma Lele da Murano, però insomma a lui voglio in questo caso qua, e lo abbiamo aggiunto perché oggi è anche la sua festa, la vostra festa. Lui è Mariuccia, che è il nome anche che hanno sempre usato chiamare mia mamma, perché è un nome che mi è anche molto caro. Beppi e Mariuccia, tanti auguri di buon anniversario. Speriamo che tutti quanti possiamo avere la vostra fortuna di essere così, e vi auguriamo altri 45 anni ovviamente di matrimonio e oltre. E niente, io qui ho una serie di ringraziamenti di persone che sono veramente tanti, non li cito, però voglio ringraziarli per quelle persone che mi hanno scritto, che mi scrivono privatamente, eccetera. Credetemi, non mi chiedono niente, mi incoraggiano, e quegli incoraggiamenti per me sono già sufficienti per avere la carica, per andare avanti, mi danno quella forza di alzarmi tutte le mattine alle 6, di andare a letto alla sera e spiegare ai miei figli che vado fuori a lavorare, faccio fatica a spiegargli a far cosa, perché dicono se è tutto chiuso. Ecco, io penso che il servizio sia quello che tutti noi, come stiamo dimostrando, stiamo facendo, come tutti quelli che operano a vario titolo, anche se la città è deserta, invece sono proprio tanti che si danno da fare. Per cui ecco, penso che sia l'omaggio più bello che si può fare ai bambini. Sempre a quei bambini, a quelle famiglie che diciamo, insomma, per questi periodi, per questi giorni che continueremo questa trasmissione così, vogliamo insomma ricordarci sempre di loro e di loro nonni che ci guardano, perché le cose sono assieme. Questo è il numero 366 930 959 2, raccontacelo con WhatsApp, fate un piccolo video, fate qualcosa di divertente, raccontateci di voi, fate gli auguri, salutate magari i vostri nonni a distanza, quello che possiamo, noi mettiamo uno di solito al giorno, insomma arriva tanta roba, poi un domani raccoglieremo questo su una mostra, un diario generale pubblico, decideremo come fare, sono momenti che vanno ricordati. Per cui facciamo vedere questo video da casa, Virginia, voglio ringraziarla perché insomma mi ha mandato un video, e a questa bambina voglio mandare un bacione particolare. Ciao Virginia, prego. Ciao Sindaco, sono Virginia, ti mando questo anche per tutti i bambini. Ciao, ti mando un bacio. Ok, io direi mandiamo la sigla finale, salutiamo tutti, ricordiamo che siamo anche domani alle 4, andiamo in replica su Televenezia alle 8 e alle 11:30 di sera, alle 23:30, alle 8 di mattina, siamo anche su internet, insomma. Trovate sul digitale terrestre sul 71 o sul 191, e niente, buona giornata e ci vediamo domani, oppure ci vediamo in giro, insomma. Dai, duri ragazzi, state a casa.
Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.